Macabra scoperta per un gruppo di escursionisti che nel parcheggio delle Meatte, sul massiccio del Grappa, in territorio comunale di Pieve del Grappa, hanno rinvenuto il corpo senza vita di un uomo all'interno di un camper. I testimoni hanno notato infatti le porte spalancate del veicolo e dentro una persona riversa a terra, immobile. I turisti hanno provato a chiamarla, non ricevendo risposta hanno subito allertato il 118, ma quando i sanitari sono arrivati non hanno potuto far altro che constatare il decesso di Loris Kuman, 53enne di Solagna. L'uomo, che abita all'estero dopo la separazione dalla moglie, era tornato in paese per trovare i figli e dimorava nel suo camper. Aveva raggiunto qualche giorno fa il Grappa per trovare refrigerio dalle alte temperature della pianura. Con ogni probabilità ne aveva approfittato per una camminata in solitaria sui sentieri del massiccio, a seguito della quale avrebbe accusato un malore che non gli avrebbe lasciato scampo. Sul posto, per i rilievi carabinieri che sono rimasti sul luogo del decesso fino a che il corpo non è stato recuperato dall'agenzia funebre. Sconvolta la comunità di Solagna, dove Kuman era conosciuto e ben voluto, si era allontanato da qualche anno dal comune della Valbrenta per raggiungere l'Europa dell'Est, dove si era trasferito, ma tornava in Italia appena poteva per trovare i suoi figli. La salma è stata portata all'obitorio dell'ospedale di Castelfranco Veneto in attesa della sepoltura.